Scatman's World. Veneziano, siamo sul Rugby Challenger. Allora, Coppa del Mondo. Io avevo già cominciato con la Coppa del Mondo con l'Italia. Ho fatto solo una partita, quindi continuo da questa Coppa. E avevo perso la prima partita, Australia 26, Italia 21. Non è andata molto bene. Il girone è Australia, Irlanda, Stati Uniti, Italia e Russia. Ho preso un punto perché teoricamente, come il regolamento incompleto non lo so, però forse perché per lo scarto, per qualcosa, insomma comunque ho preso un punto. Se qualcuno sa il regolamento mi fa difficoltà normale, data parità 10 minuti. Ok. Siamo contro i russi, dobbiamo vincere assolutamente. Ok. Qua c'è un rotto semenzato che è mediano di mischia. Allora, riserve. Allora, non capisco, ragazzi. Io lo Cicero. Ok, a posto. Italia, Russia. Seconda gara della Coppa del Mondo. Piove? No. Vai ragazzi, bisogna vincere assolutamente questa. Vai, vai Paris. Bravo, vai. No, ho sbagliato tasto, coglionazzo. Come da rimbambito. Dai, prendiamola. Porca troia. Occhio ai russi. Lancio non dritto, manco male. Vai. E la perde. Il Comendone la perde. Dai, che sti russi non sono niente. Vai. Porca trota. Dai che la possiamo vincere questa. Ma no, con sti errori. Fuori gioco. Vai. Vai che sbagliano. Bravo. Dai, questa deve essere nostra. Vai Bergamasco. Vai. No che credo. Ed è meta azzurra e vaffanculo. Ok, il vento tira di qua. Proviamo un tiro così. Speriamo bene. No, sbaglia. Che cesso. Madonna, che cesso. Vabbè. Bravo. E la riperde. E la riconquista. Fatta rimbalzare in avanti. Catch. Vai. Vai che l'Italia va. Vai. Vai Garcia. Merda. Passala di più Comendone. Vai che l'Italia c'è. Un po' di fortuna. Fatta rimbalzare in avanti. Ma che balle.
Engage! Merda. Dai. Dai, recuperate. Dai, recuperate. Dai, recuperate. Dai, recuperate. Dai, recuperate. Ok, Masi. Garcia. Bravo. Bravissimi. Bergamasco. Bergamasco con un po' di lag. Ma è punto. Un po' di lag, ragazzi. Scusate. Certi giochi purtroppo con Fraps sono una merda. Cerchiamo di metterla dentro, però. Ancora, oh, ma che merda. Ed è... Sì, vai! La Russia è troppo scarsa per questa Italia. Ed ancora l'Italia deve fare i più punti possibili. Bravi. Vai. Vai Berga. Vai Berga. E qua la perdiamo da pippe. Da pippe la perdiamo. Ma forse la recuperiamo. E la recuperiamo. Vai, grandissimo! Porca trota. Urquera per Bergamasco, ancora il Berga, ancora il Berga! Non può nulla, questa Russia non può nulla. Dai, vediamo, sto vento è preoccupante. Gira, 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 gira. Palo, no! No! Madonna, che casini. Scusate ragazzi, un po' di lag quest'oggi, non capisco il perché. Bravo Berga. Grande. Vanzil. Dai, 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 dai. Bravo. Merda. Vantaggio Russia. Ok. Ma che due palle. Engage, cos'è? Crisis. Troppo forti per questa Russia. Dai, Bergamasco è tua, Bergamasco è tua. Grandissimo, benvenuti. Adesso la Russia prova a difendersi, che non può prendere troppe mete. Proviamo un drop. È entrato? No, ho sbagliato. Sono un coglionazzo. Sono un coglionazzo. Dai ragazzi. Bravo. Calcia nel box. Dai, 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 bravo! It's incredible! Grande Kumendone. No, ma perché? Ma perché? Ma che schifo. Ma sto sprecando punti su punti. Sono un cretino, sono un cretino. Comunque la Russia è una squadraccia, la Russia. Non devo prendere mete assolutamente. Grandissima finta. E va il Berga, e va il Berga, e va il Berga. La 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 la. Sì.
Mamma mia, povera Russia. Questa devo metterla però, Ok. Ercumenda, c'è 29-0 ragazzi. Surclassati i russi. Ragazzi. Bravo. Tira via. Bravo Paris. Ottimo. Che azione, Castro Giovanni. 34. E con questa meta chiudiamo la partita. Dai, speriamo bene. 36-0, grandissima Italia, grandissima Italia. Ho distrutto la Russia. Ho distrutto la Russia, ho distrutto la Russia. Adesso c'è Australia 15, Irlanda 10, Italia 6. Siamo ancora fuori in questo momento, però l'Irlanda ha una partita in più. Prossima partita contro gli Stati Uniti, altra vittoria sicura. Ragazzi, buono. Mi spiace un po', ho avuto problemi di lag, devo forse risettare Fraps che l'avevo un po' smanettato e quindi mi dava qualche problema. Un saluto dal comandone. Ciao!